Sebastiano Campi, puntata numero 460 di Calcio Parlando. Andremo ad affrontare oggi quella che è la giornata di calcio e quelle che sono state le partite della scorsa della giornata europea, della settimana europea delle squadre impegnate in Europa League. Direi che possiamo partire immediatamente parlando ricordando quelli che saranno gli appuntamenti della giornata di oggi e dei prossimi giorni. Palermo-Juventus è prevista per le ore 18, una sfida nella quale i bianconeri cercheranno di mantenere il risultato un risultato positivo e quindi continuare la corsa verso lo scudetto, mentre i rosanero proveranno a fare uno sgambetto a una Juventus che avrà probabilmente la testa concentrata alla sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League di mercoledì prossimo. Sempre nella giornata di oggi alle 20:45 avremo Cagliari-Empoli, sfida che all'andata finì con un roboante 4-0 per i sardi, che ritrovano in panchina Zdeněk Zeman, allenatore esonerato a metà stagione, che è ritornato sulla panchina dei sardi dopo i pessimi risultati ottenuti da Gianfranco Zola, che stanno e praticamente la società sta cercando di portare la squadra alla salvezza nonostante un campionato praticamente disastroso e un mercato non molto convincente. Nella giornata di domani alle ore 15 avremo Atalanta-Udinese, Genoa-Chievo, Sassuolo-Parma e Sassuolo-Parma. 3 sfide di metà classifica e metà bassa classifica, che vedranno praticamente come clou la sfida tra Sassuolo e Parma, 2 squadre emiliane che stanno attraversando un momento diametralmente opposto. Sassuolo, squadra provinciale, sta ottenendo, grazie a un buon bilancio e a una oculata gestione sportiva, dei risultati di tutto rilievo, mentre il Parma, come ben sappiamo, è impantanato nella crisi. Di Parma parleremo oggi, ne parleremo molto. Vi ricordo che potete chiamare per intervenire lo 0266 20 35 29, 0266 20 35 29 se volete partecipare, se volete intervenire. Tra poco ci raggiungerà in studio Alessandro Gazzara come ospite, e successivamente avremo il vice direttore di Calcio Parlando, Luca Rolandi. Proseguendo con quelle che sono le partite di domani, alle ore 18 ci sarà l'incontro tra Verona e Napoli, finito con un roboante 6-2 nella gara di andata a favore dei giocatori a favore della squadra napoletana, mentre alle 20:45 è previsto lo scontro tra Inter e Cesena, terminato 1-0 all'andata, che vedrà i nerazzurri cercare di risorgere dopo la disfatta di Wolfsburg, nella quale la squadra milanese è stata sconfitta per 3-1 dai tedeschi, e che quindi si trova a cercare di sfiorare l'impresa settimana prossima nella gara di ritorno, che sarà a San Siro. C'è già stato fatto un appello da parte della società e dei giocatori per avere un San Siro pieno e con tifosi caldi, quindi dovrà essere una bolgia che possa intimorire i giocatori tedeschi in quella che potrebbe essere un'impresa storica. Proseguendo con le partite, passiamo a lunedì, in quello che sarà praticamente ancora una volta una giornata spezzatino, con Fiorentina-Milan che si giocherà alle 19 dopo l'1-1 dell'andata. Il Milan rischia tantissimo, soprattutto Inzaghi, che è sempre più sulla graticola. Per quanto riguarda i rossoneri parleremo più tardi di quelle che sono le nuove dinamiche di mercato e quello che è un nuovo nome di un allenatore a sorpresa, che potrebbe a partire dalla prossima stagione prendere in mano le sorti del Milan in quella che sarà l'ennesima ricostruzione. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, dopo la vittoria in Coppa Italia con la Juventus c'è stato diciamo un crollo verticale con i viola, che sono stati sconfitti 4-0 dalla Lazio in campionato e hanno pareggiato 1-1 con una Roma che è apparsa particolarmente in difficoltà. Proprio la Roma alle 21 sarà protagonista di quella che sarà una sfida con la Sampdoria determinante per rilanciare le ambizioni dei giallorossi, mentre Torino-Lazio alle 19 è la partita che sostanzialmente potrà stabilire se la Lazio è veramente una concorrente per la lotta al terzo posto, dopo che praticamente, in virtù dei risultati della scorsa settimana, è riuscita ad agganciare il Napoli al terzo posto in campionato. Andiamo quindi a vedere quella che è la classifica, che vede la Juventus capolista con 61 punti, Roma a meno 11 a 50 punti, Lazio e Napoli a quota 46 che insidiano la Roma e combattono tra di loro per ottenere quello che sarà il terzo posto valido per la qualificazione alla Champions League. Molto più staccate abbiamo Fiorentina e Sampdoria a quota 42 punti
e il Genoa a quota 37. Genoa con una partita in meno in virtù di quello che è stato purtroppo il caos determinato dal Parma. Il Genoa, ricordiamo ad esempio, ricordiamo in particolare le parole di Preziosi, che ha detto che è pronto a scommettere sul fatto che la sua squadra riuscirà a scavalcare i liguri in quello che è un derby di Genova virtuale. Successivamente a quota 36 punti abbiamo Inter e Torino, con i nerazzurri che inseguono a lunga distanza e rischiano di restare fuori dall'Europa in questa stagione, così come il Milan a quota 35, che sta uscendo da una situazione di crisi e che difficilmente riuscirà a ottenere la qualificazione in Europa. Sempre a quota 35 c'è il Palermo, che stasera, come abbiamo già detto, affronterà la Juventus. A quota 31 l'Udinese. 29 punti per Empoli, Sassuolo e Verona, che sono le tre squadre che praticamente possono considerarsi già fuori dalla lotta a salvezza, che invece vede sicuramente impegnato il Chievo a quota 26, comunque in rimonta, l'Atalanta a quota 24 in grossa crisi, che ha cambiato l'allenatore e che in questo momento punta a rilanciarsi sotto la guida di Edi Reia, quindi il Cagliari che ha fatto arrivare appunto Zeman, e quindi il Cesena a quota 20, Cagliari-Cesena a quota 20 con i romagnoli che sembrano praticamente in una buona fase di salute. Chiude a quota 9 il Parma, penalizzato di ben 3 punti per le note vicissitudini societarie. Dovrebbe essere arrivato in collegamento Alessandro Gazzera. Ci sei? Eccomi qui. Perfetto, ti sento bene. Allora, partiamo subito con quelle che sono le prime pagine dei giornali. Parto dal titolo principale della Gazzetta dello Sport, che rilancia un'intervista a Verratti e dice: parla Verratti, il più forte giocatore italiano. Ecco, io mi fermo qua. È davvero Verratti il giocatore italiano più forte? Ma onestamente credo proprio di no. Diciamo che è molto presuntuoso come inizio di discussione, o sbaglio? È una mia impressione. È molto presuntuoso. Io credo che Verratti sia un ottimo giocatore, per carità di Dio, però definirsi proprio il migliore o definirlo il migliore, insomma, come si dice, da qui ce ne passa di acqua sotto i ponti. Credo che, insomma, sia anche facilitato nel giocare comunque in una squadra fatta in larga parte da grandi campioni come Ibrahimovic, Cavani, e che limitano anche forse quello che magari possono essere eventuali errori. Io devo dirti che a livello personale non l'ho visto fare cose così straordinarie, perlomeno finora, per quanto riguarda sia la nazionale che il Paris Saint-Germain. Mi sembra nella stessa intervista si parlava lì di lui di nuovo come erede di Pirlo. Dico, Pirlo prima di diventare il sostituto di Pirlo deve ancora, come si dice, mangiare tanta pasta asciutta. Ecco, si parla proprio di un dualismo con Pirlo, ma in realtà i giocatori secondo me sono anche complementari, visto che Verratti ha la mobilità per giocare, diciamo, mezzala, non pensi? Sì, volendo può anche fare quel ruolo lì. Diciamo che però gli eccessivi forse accostamenti che facciamo qui in Italia dei giovani a campioni del passato, a giocatori già affermati, fa sì che secondo me alla lunga verrà sempre più considerato come il vice Pirlo, quello che deve prendere il suo posto, e insomma di conseguenza poi anche quando lo vedremo giocare in mezzala ci sarà l'eterna critica: ma perché gioca mezzala? Quindi ecco, ti do un dato che ho preso dal Corriere dello Sport. Nelle sfide di Europa League sono scesi in campo come titolari solamente 12 italiani in tutte e 4 le partite. 7 italiani li ha schierati il Torino, 3 l'Inter, 2 la Roma, 0 Fiorentina e Napoli. Ecco, quando si dice che Verratti è il più forte giocatore italiano, che può essere comunque discutibile, diciamo che si va un po' per mancanza anche di rivali, visto che comunque le squadre italiane sembrano sempre più lontane da quelli che sono i calciatori italiani. Intanto è di poche ore fa la notizia che Criscito dovrebbe rinnovare con lo Zenit San Pietroburgo fino al 2018, per fare un esempio.
Beh, sì, purtroppo il fatto che giochino così pochi giocatori italiani comunque nelle competizioni europee è un dato veramente triste, anche perché poi assistiamo anche a un allenatore come Benitez che dimostra di quasi non gradire la presenza di giocatori italiani in squadra, di avere quasi una crociata contro i giocatori nostrani. È vero che si va per esclusione, però ci si dimentica anche del fatto che c'è Sirigu, anche che è un ottimissimo giocatore. Cioè io credo che tra tutti quelli che si cita, se vogliamo cercarne un migliore e un giocatore che secondo me per la sua squadra è fondamentale, credo sia proprio Salvatore Sirigu. Sicuramente sì. Ecco, parlando un po' di quelle che sono state le vicissitudini di questa stagione del Parma, il Corriere dello Sport e Tutto Sport riportano delle notizie abbastanza interessanti e forse anche inquietanti. Il Corriere dello parto da Tutto Sport. Parma nel caos anche per le case e c'è un altro -2. Allora, risulta che ad alcuni giocatori del Parma e anche ad alcuni dirigenti, parliamo di Lucarelli, Morrone, Pavarini e Zaccardo come calciatori, di Leonardi come amministratore delegato e di Preti come direttore tecnico, siano stati venduti appartamenti di proprietà del padre di Ghirardi per diciamo convincerli a rinnovare il contratto, quindi come una sorta di diciamo di bonus. Il risultato è che questo è finito sotto gli occhi di tutti, la Gazzetta di Parma ne ha parlato in queste ore, il Parma intanto è stato penalizzato e continuano a girare intorno al Parma diversi personaggi particolari. Il campionato può considerarsi comunque, può continuare ad essere considerato valido visto quello che sta venendo fuori sempre di più? Premesso che la vicenda Parma purtroppo è davvero veramente molto molto triste, perché comunque esprime veramente tutto il peggio del calcio italiano, il fatto di come, e su questo do profondamente ragione comunque a quello che dice Andrea Agnelli, di fatto non ci sia un'autorità nel nostro calcio che governi il calcio e che di conseguenza poi anche vigili su situazioni come queste. Ma io credo che sia un campionato assolutamente vero, almeno nei fattori tecnici, perché comunque sia il Parma, al di là della questione prettamente societaria, ha presentato una squadra che comunque non ha mai dimostrato di poter quantomeno cercare di provare a salvarsi, perché comunque sia, basta che vediamo gli 11 in campo, anche quando c'era Cassano, comunque sia si giocava con Cassano prima punta e dietro tutti gli altri che comunque facevano davvero tanta fatica a provare a costruire una minima trama di gioco. Io credo che sia un campionato vero, assolutamente. Certo è però che questa vicenda avrebbe bisogno di trovare quantomeno un ordine, cioè bisognerebbe cercare veramente di capire a questo punto davvero chi sono i colpevoli, far finire questo campionato, che ci sia una certezza della pena per questi colpevoli e soprattutto che non sia più permesso a loro avvicinarsi al mondo del calcio e allo sport italiano in generale. Ecco, per informazione completa, ti leggo cosa dice la Gazzetta dello Sport, citando negli interni Giallo Parma, mette alcuni nomi di alcuni personaggi. Di Manenti si è già detto tutto. Ha una società, la Mapi Group, con capitale di 7.500 euro. Suo uomo di fiducia, Fiorenzo Alborghetti, dice Manenti è da trattamento sanitario obbligatorio. Poi abbiamo Alessandro Proto, finanziere, che aveva promesso di portare dei soldi a Manenti, che non è arrivato e che è stato condannato in passato dalla Consob a pagare 4,5 milioni di euro. Sto leggendo dalla Gazzetta, non sono cose mie. Poi c'è Eugenio Paolini del Vecchio, ascolta bene, pluriomicida, 3 delitti, ergastolano che ha scontato la pena grazie ai benefici di legge. Ben introdotto negli ambienti della Parma che conta, organizza cene ad alto livello ed è il consulente a cui si affida Taci, l'ex proprietario del Parma. Allora, qui abbiamo, secondo me, qualche problema, o è una mia impressione? Ma alla faccia di qualche problema, cioè, qui ci sono grossi problemi, cioè, se da questa gente dipende il futuro della società emiliana, gli auguro veramente di
di fallire e ripartire da zero, perché cioè, se ci si deve affidare a figure di questo tipo, che gestiscono comunque una società di calcio di Serie A che genera comunque un indotto significativo a livello di soldi, insomma, direi proprio di sì. È preoccupante, veramente molto molto preoccupante. Ecco, tu hai parlato delle frasi di Agnelli. Agnelli, tra le tante cose, ha detto servirebbero più quarantenni nel calcio. Allora, per adesso i quarantenni nel calcio hanno fallito, perché comunque sostanzialmente la maggior parte dei dirigenti, gliel'ha ricordato Lugaresi, presidente del Cesena, la maggior parte dei presidenti sui 40 anni finora non ha fatto bene. Si è visto Rossella Sensi, si è visto Ghirardi come è andata, si è visto Campedelli col Cesena come è andata, e ci sono moltissimi altri esempi. Però in sostanza non c'è un rinnovamento a livello dirigenziale, che è un po' quello che sta succedendo un po' in tutti i settori italiani. In tutto questo diciamo che sta prendendo piede sostanzialmente quelli che sono i grossi potentati, come può essere ad esempio Infront, che dopo aver messo le mani su Bari e Brescia, la notizia è di pochi giorni fa, con Paparesta che ha ammesso candidamente a Repubblica di aver ricevuto i soldi da Infront per comprare sostanzialmente il Bari, mentre al Brescia è stato fatto firmare un contratto di diritti televisivi da 10 milioni di euro per i prossimi 5 anni che permette nel breve di salvare il Brescia, ma in sostanza mette sempre le società in mano a quella che è una società un po' più grande che fa riferimento a qualcun altro. Ecco, diciamo che in questo senso Andrea Agnelli auspica un rinnovamento, ma se nessuno mette mano alle regole, sarà davvero possibile un rinnovamento o si andrà avanti con la politica che porta avanti Lo Tito, che dice sostanzialmente le piccole società se vengono in Serie A fanno danno, bisogna mantenere quelle che sono le città con il maggior numero di tifosi in alto, ad ogni costo, questo è il problema. Devo dire che purtroppo per forza di cose, se non si cambiano le regole, un rinnovamento è difficile. Poi rapidamente sulla battuta dei quarantenni, io credo che più che una questione di età, credo che intendesse il fatto di avere dei personaggi che siano un po', facciano anche da guida al calcio italiano, che non solo siano significativi per le proprie squadre, ma anche per il movimento calcistico italiano. Cioè, in passato ci sono stati presidenti e dirigenti che sono stati capaci, anche cioè in realtà che non sono propriamente grandi, come, senza offesa ovviamente, Sampdoria, Verona, la stessa Parma per certi versi, prima degli anni 90, che hanno saputo portare in alto queste società, crescere il prestigio del calcio italiano e tirar fuori anche nuovi campioni. Oggi questo non avviene più. Non avviene più e fondamentalmente le grandi squadre sono in mano un po' alle stesse persone. Vedi Galliani, per esempio, vedi l'Inter che non si capisce bene con Trattoir, Moratti, però poi c'è sempre Moratti e via dicendo. La Roma che ha cambiato affidandosi appunto a questa nuova proprietà, ma fondamentalmente ha mantenuto la stessa mentalità che anche negli anni comunque dei Sensi la faceva arrivare ad un passo dallo scudetto, ma non le faceva mai fare quel saltino di qualità. Il Napoli idem per certi versi, pur avendo vinto qualcosa, non ha saputo, diciamo, arrivare a dire ad essere la migliore d'Italia. Io credo che serva un profondo rinnovamento e che non vinca la logica di Lo Tito, perché il bello del calcio è proprio il fatto di assistere a favole come quella che, se vogliamo, può essere dell'Empoli, di una società che punta sui suoi ragazzi, avvia un percorso e con quel percorso arriva fino in Serie A. E poi la questione di anche avere più tifosi, più città. Questo non vuol dire per forza che una città, ti faccio l'esempio banale, come Messina possa avere più indotto magari di Sassuolo, più indotto di Pizzighettone, via dicendo.
lì c'è anche un discorso che ormai, secondo me, in Italia ci si basa troppo sulla televisione, ci si è completamente dimenticati degli stadi, si attende una legge ad hoc per fare degli impianti nuovi, quando bisognerebbe proprio puntare innanzitutto sulle strutture e riportare assolutamente la gente negli stadi, che sia Serie A, Serie B, Lega Pro. Se uno comincia a riportare la gente negli stadi, comunque, chi arriva su ha già un bell'indotto di tifosi, ha uno stadio pieno, e di conseguenza anche il campionato diventa comunque più bello anche per chi ci gioca, perché quanti giocatori abbiamo sentito comunque negli anni dire ma cavoli, ma qui in Italia ci sono sempre gli stadi vuoti. Ecco, però ti faccio una domanda. Stasera ci sarà come partita clou, perché sarà alle 20:45 orario di punta, Cagliari-Empoli. Quanta gente guarderà Cagliari-Empoli? Credo nessuna. O i tifosi di Cagliari e di Empoli, perché ma questo è, cioè, anche lì sono le esigenze televisive, ma noi tentiamo in Italia di fare quello che fanno in Inghilterra, dello spezzatino, di fare più partite nell'arco di 2-3 giorni, quando noi non abbiamo la cultura proprio già del andarle a vedere. Esatto. Se noi guardiamo una partita anche il mercoledì in Inghilterra del Manchester che può giocare contro una formazione di quarta divisione, lo stadio è pieno. Se accadesse una cosa del genere in Italia, che il Milan va a giocare contro la Pergolettese, ci sarebbero 500 persone a dir tanto. Sicuramente sì. Noi bisognerebbe semplicemente giocare un anticipo il sabato, e sarebbe giusta la partita della Juventus, un posticipo la domenica e il resto tutto alle 15, perché diversamente noi non siamo purtroppo culturalmente pronti per fare una cosa di quel tipo. Perfetto, ci sentiamo dopo, adesso facciamo una breve pausa e parleremo di Milan, Inter e Juventus. I gioielli di un grande orefice non costano come la bigiotteria. (44-22). Perfetto, bentornati in studio con Calcio Parlando, puntata numero 460. Qui è Graziano Campi e in collegamento da Torino c'è Alessandro Gazzera. Ci sei ancora, Alessandro?
Non sono scappato, eccomi qui. Non sei scappato, perfetto. Ripartiamo a commentare quelle che saranno le partite della settimana, le partite della giornata, ma soprattutto alcuni argomenti un po' particolari. La Juventus stasera affronterà il Palermo alle 18, come abbiamo già detto, e praticamente formazione stravolta, non ci sarà quasi nessuno dei titolari, turnover ampio. I bianconeri sono già con la testa a Dortmund, però Allegri ha anche lanciato un appello, lo leggo dalla prima pagina di Tutto Sport. Juve a Palermo, Allegri avverte: chi si estranea dalla lotta, e poi puntini. Io non so cosa volesse dire, ma ce l'ho presente, forse riesco a intuirlo. Sostanzialmente per molti di questi giocatori è la possibilità chiave per emergere, per farsi vedere. Però non giocano insieme da moltissimo tempo, perché quando sei una riserva non provi mai la formazione. Pensi che sia un azzardo quello di Allegri o comunque era una scelta forzata? Secondo me è una scelta più che logica, anche perché la partita importante per la Juventus comunque è quella con il Borussia Dortmund. Comunque, bene o male, ormai a livello di campionato, anche se la Juve va a Palermo e pareggia, può anche stare abbastanza tranquilla, ed è un'occasione sicuramente per certi giocatori intanto di riassaggiare il campo, ed è il caso di Barzagli, e un'altra anche, vedi Sturaro, per mettersi in luce, anche perché per lui in particolare è una partita importante, perché è l'inizio comunque di un percorso che, ti dico, a livello personale sono sicuro lo porterà in brevissimo tempo ad essere un elemento molto importante per la squadra bianconera. Sicuramente di fronte non trovano un avversario però facile, perché il Palermo di Dybala e Vázquez ha dimostrato di essere una squadra molto, molto compatta, molto preparata e con un'organizzazione di gioco che ha saputo comunque mettere in difficoltà tutti in questa stagione. Ecco, si parla tanto di Dybala e Vázquez, due giocatori che praticamente la Juventus sta tenendo d'occhio e che molti dicono Marotta abbia buone possibilità di portare a Torino la prossima stagione. Si parla molto bene di loro, sicuramente il Palermo sta facendo una buona stagione, però per esempio Dybala non segna in casa da 1 mese e mezzo e finora ha segnato 12 reti. Sostanzialmente Zamparini vuole 40-45 milioni di euro per lui. Vázquez penso che si accontenti di una ventina di milioni. Si accontenti, per modo di dire. Sono cifre che veramente possono essere compatibili col calcio italiano, e soprattutto sono giocatori che valgono questi soldi. Ma sul valore c'è sempre il solito discorso, che il mercato fondamentalmente lo si fa nel momento in cui ci sono richieste per un determinato giocatore. Dybala comunque sembra sia apprezzato anche molto, non solo qui in Italia, e quindi che credo che quella cifra ci possa stare. Certo, è tutto da dimostrare se questo ragazzo comunque in una squadra importante abbia lo stesso tipo di impatto. A quell'età lì non segnare da 1 mese e mezzo in casa vuol dire tutto e non vuol dire niente, perché ci sta comunque con un attaccante così giovane magari avere anche un minimo di appannamento, un periodo di appannamento. Io sostengo invece il valore di Vázquez è giustissimo. Secondo me è un giocatore molto molto bravo, che ha fatto quella gavetta anche necessaria forse per arrivare anche a giocare così bene. Poi si sa, la bottega di Zamparini è sempre molto cara. Diciamo che i 20 milioni di Vázquez in Italia si può trovare una formula, inserisci 2 giocatori, li paghi in tot anni e quindi riesci già comunque ad ammortizzarla come cifra. Se andiamo a parlare di 50 milioni per Dybala, in Italia oggi che li possano tirare fuori non c'è quasi nessuno, a meno che non venga fatta qualche cessione eccellente, ma per eccellente intendo che devi almeno incassare un'ottantina di milioni. Sicuramente sì. Un'ultima battuta, poi ci salutiamo. Su Cagliari-Empoli, la sfida tra Zeman e Sarri, come la vedi?
è fortunato Sarri, maledettamente fortunato, no, scherzi a parte. La vedo che insomma Zeman sarà sempre il solito, quindi ci sarà una squadra che giocherà molto bene in attacco. Di suo di nuovo si trova due giocatori molto interessanti come Mpoku e Chop, però conosciamo tutti Zeman a livello difensivo. Certo, questa volta ha il vantaggio di avere un portiere preparato come Brkic, però di fronte a un'organizzazione di gioco come quella dell'Empoli e quanto l'Empoli si sa proporre soprattutto in fase offensiva, la vedo molto molto difficile per il Cagliari riuscire a vincere. Ecco, però l'andata finì 4-0 per i sardi ad Empoli. Vuoi dire che sì, probabilmente però Zeman ha la chiave per scardinare il gioco di Sarri? Sì, però era un Empoli diverso, perché era un Empoli che cercava ancora, secondo me, una vera e propria sua identità. Cioè non aveva ancora, secondo me, trovato le chiavi del suo gioco, e cosa che invece poi, proprio secondo me, dopo la sconfitta comunque con il Cagliari è riuscita piano piano a trovare, perché ha trovato, secondo me, molto più gioco, molto più ritmo, ed è stata anche arricchita, secondo me, da un acquisto come Saponara. L'unica cosa che a me incuriosisce è vedere un giocatore come Mpoku sotto un allenatore come Zeman, perché è un giocatore che secondo me è molto molto interessante a livello tecnico, e sono curioso di vedere come lo fa giocare l'allenatore boemo, anche perché aveva un contropiedista come Ibarbo, che praticamente faceva giocare quasi fermo. Infatti, cioè, si diceva che Ibarbo non capisse il gioco di Zeman, quindi vedremo. Sicuramente sarà una partita interessante, però io do favorito sicuramente l'Empoli. Perfetto Alessandro, ti saluto. Ascolta, ti piacciono gli AC/DC? Assolutamente sì. E allora adesso mettiamo su una bella pausa con gli AC/DC, ci sentiamo più tardi con Luca Rolandi, parleremo di Milan e Inter. A presto.
E rieccoci in studio dopo questa scarica di adrenalina con gli AC/DC e Big Gun. Dovrebbe essere in collegamento con noi il vice direttore di Calcio Parlando, Luca Rolandi. Ci sei? Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno Luca, ciao, buona giornata. Allora, direi di parlare con te, iniziare a parlare di quelli che sono due argomenti interessanti come Inter e Milan, due società che stanno attraversando un momento di crisi ma che puntano a rilanciarsi. Per quanto riguarda l'Inter, oggi abbiamo avuto la notizia di Pellegrini, allenatore del Manchester City, che si sarebbe arrabbiato con un ex allenatore del City, ovvero Roberto Mancini, e ha lanciato uno strale in cui dice sostanzialmente Yaya Touré e Jovetic hanno un contratto, sono del Manchester City, quindi Mancini tiene giù le mani. Quindi sostanzialmente l'Inter sta già pensando di rinnovarsi per la prossima stagione. È di oggi la notizia che sostanzialmente è stato congelato il mega bond di Toir, che pensavano di creare Toir insieme a Goldman Sachs, un prestito da 230 milioni che poteva aiutare l'Inter a uscire dalla crisi. Si parla di possibilità di prestito da parte di Toir all'Inter, quindi non un finanziamento a fondo perso, ma sostanzialmente soldi che poi dovranno rientrare, e si cerca di trovare un nuovo sponsor, visto che il contratto di Pirelli scade nel 2016 e sostanzialmente bisogna sempre trovare uno sponsor prima della fine dell'anno. Nonostante questo, l'Inter prova a cercare grandi nomi come Touré e Jovetic. Pensi che siano questi nomi o giocatori che possono veramente fare il salto di qualità all'Inter? Ma guarda, sinceramente penso che l'Inter si stia muovendo in prospettiva 2015-2016 perché ha bisogno di ritornare ad essere una delle squadre leader del calcio italiano e di quello europeo. Se facciamo solamente locale, non stiamo parlando di secoli fa, ma 5 anni fa l'Inter vinceva la Champions League, centrava il triplete, era una delle squadre e dei marchi più conosciuti al mondo. In 5 anni si è dilapidato questo patrimonio e quindi il tentativo di ritornare gradualmente nell'elite del calcio europeo è necessità assoluta per Toir, per definire anche un suo ruolo nella storia della società, e dall'altro la stessa squadra che non può rimanere nelle secche del centro classifica. I nomi sono sicuramente interessanti, al di là di quello che dice Pellegrini, probabilmente Yaya Touré sarà nerazzurro, Jovetic non ho idea, ma Jovetic non si trova molto bene a Manchester e potrebbe essere anche l'altro colpo. C'è il problema del bilancio, c'è il problema probabilmente di qualche cessione eccellente, e secondo me c'è sicuramente, ma non lo dico io, lo dicono tutti gli osservatori autorevoli e gli stessi tifosi, un problema difensivo. Cioè la difesa dell'Inter l'ha dimostrato anche recentemente a Wolfsburg, compromettendo seriamente l'accesso ai quarti di finale d'Europa League, ha dei problemi in difesa. Al di là della giornata nera di Carrizzo, è proprio una squadra che difensivamente non dà garanzie. Ecco, però mi viene da ricordare che Yaya Touré è del 1983, quindi quest'anno compirà 32 anni a maggio, mentre c'è un giocatore nell'Inter che si chiama Matteo Kovacic, che è del 1994, quindi compirà 21 anni quest'anno a maggio. Kovacic è in panchina, praticamente sembra essere quasi uscito dai radar di Mancini, che va a cercare un giocatore di 30 anni per praticamente rifondare, ricostruire l'Inter, magari andando a sacrificare proprio lo stesso Kovacic, che è un giocatore, un oggetto pregiato del mercato. Ha senso fare questo tipo di operazioni o cosa dici? No, hai ragione, hai perfettamente ragione. Yaya Touré potrebbe essere un rinforzo, però non a scapito di un giocatore che potenzialmente, e l'ha dimostrato in qualche circostanza, potrebbe esplodere, diventare un grande giocatore. Lì c'è sempre il problema dei risultati. Effettivamente i grandi campioni in Italia non vengono più, almeno si è dimostrato nei fatti negli ultimi anni, rarissime eccezioni. Ci può essere stata la Juventus che ha colto l'occasione con Pogba, e non si sa se mai il giocatore sarà ancora della Juve comunque dal prossimo anno o dal 2016. È arrivato Tevez, che sembrava destinato al Milan, alla Juventus, e pochi altri nomi che adesso non ho presente, perché sono talmente pochi che in fondo sono delle eccezioni. Io punterei sicuramente sui giovani, e Kovacic sarebbe forse anche il caso di
dargli delle chance in più già a partire dalle prossime partite, che sono, direi, piuttosto decisive, non solo per l'Inter ma in generale per tutte le squadre italiane. Andare ad acquistare giocatori di esperienza sicuramente, ma a scapito però ultra trentenni, a scapito di giovani che potrebbero essere dei giocatori comunque molto utili alla squadra, resta una politica miope, e questo il calcio italiano deve saperlo, dovrebbe invertire la tendenza a partire dalle sue società più importanti. Ecco, tendenza che potrebbe cambiare invece il Milan. Il Milan sembra ha già iniziato a comprare molti giocatori italiani. A fine stagione dovrebbe perdere ben 13 giocatori, perché in scadenza andranno De Jong, Messès, Essien e Pazzini. Fuori dal progetto tecnico, e quindi si cercherà di venderli, ci sono Robinho, che rientra dal prestito al Santos. Praticamente nessuno si ricordava più di lui, ho scoperto oggi grazie a Tutto Sport che rientrerà dal prestito dal Santos. Matri, che in questo momento è alla Juventus, Montari, Nocerino, Birsa, che è arrivato ed è stato lì praticamente per mezza stagione, Agazzi, altro giocatore che a Cagliari aveva fatto bene, poi è andato al Chievo 6 mesi, poi è arrivato a parametro zero al Milan e si è perso, e infine Albertazzi, riscattato quest'estate dal Verona, un giovane. A fine prestito ci saranno Van Ginkel e Lermero, e poi ci sarà da ricostruire praticamente mezza squadra. La notizia di oggi è che il Milan sta pensando in maniera seria e sempre più convinta a Sarri, l'allenatore dell'Empoli. Può essere la chiave di ricostruzione dei rossonero l'arrivo di un allenatore come Sarri, che però fino ad ora non ha mai allenato una grande squadra, e può essere comunque la scelta di prendere diversi giocatori italiani vincente per i rossoneri? Possono pensare di tornare a essere vincenti già dalla prossima stagione? È un problema vero, forse il Milan è qualche passo indietro rispetto all'Inter. Il problema principale del Milan è il problema tecnico, nel senso che Inzaghi è sempre sulla graticola. Se dovesse fallire anche a Firenze rischierebbe comunque l'esonero già a partire da domenica sera, insomma dalle ore successive al match. Però è evidente che Sarri, che è un ottimo allenatore, non si è mai sperimentato in grandi squadre. Il Milan, come ho detto prima per l'Inter, è una delle squadre che nella storia del calcio mondiale ed europeo è tra le più importanti, e vederlo relegato in quelle sacche della metà classifica fa male a tutti, ed evidentemente il progetto stadio, il rilancio, gli eventuali soci che potrebbero andare a irrobustire, dare linfa alle casse del proprietario, cioè dello Sconella Fininvest, verrebbero solo e se c'è un progetto tecnico importante. Puntare sui giovani, io direi di sì a questo punto, tenendo conto delle disponibilità economiche molto esigue. Io punterei sui giovani, punterei probabilmente, forse non so se su Sarri o comunque su un allenatore di esperienza. Si era parlato anche di Ventura, ma credo che Cairo non lo mollerà del Torino, perché c'è da ricostruire proprio una squadra completamente. Tu hai citato una serie di nomi impressionante, e difficilmente questi calciatori un altro anno scenderanno in campo a San Siro con la maglia rossonera. È un progetto veramente da ricostruire, quindi arrivare subito ai vertici sarà difficilissimo, però il Milan non può pretendere soprattutto di rimanere fuori dall'Europa per così tanto tempo. Sarebbe veramente una cosa non gradita al popolo rossonero, ma soprattutto non ammissibile dal punto di vista societario. Ecco, tu hai citato l'eventualità dell'arrivo di qualche nuovo socio in casa Milan. Io però ricordo una cosa fondamentale. Quando si sente parlare di nuovi soci, di cifre tipo Mr. B o Mr. Pink o Mr. Ciao, che portano 250 milioni, 300 milioni, quello che è, in realtà quei soldi lì non entreranno mai nelle casse del Milan. Quei soldi lì entrano nelle casse di Silvio Berlusconi, della famiglia Berlusconi, che cede una parte delle quote del Milan. Successivamente, come sta succedendo adesso all'Inter, la società dovrà comunque ricapitalizzare eventualmente, ma non è detto che questo accada. Quindi in realtà la cessione di una quota dell'Inter, del Milan, e come è successo con una cessione della quota dell'Inter,
semplicemente porta soldi in quelli che sono i vecchi proprietari. Ha portato soldi a Moratti, porterà soldi a Berlusconi, ma non è detto che questo porti soldi a Milan e Inter. In questo momento praticamente abbiamo due società che sono di fatto a rischio pignoramento da parte di questi proprietari, che ne vendono una parte, ma non... I tifosi in questo non sono tutelati. Il Milan in 10 anni praticamente ha vinto uno scudetto, ha vinto una Champions, della quale sicuramente sono orgogliosi, ma ha vinto solamente uno scudetto. In mezzo a tutto questo nessuno tocca Galliani. Ha senso tutto questo o il rinnovamento deve partire proprio dai dirigenti, come auspicava Andrea Agnelli pochi giorni fa? Sicuramente tu hai toccato il tasto vero del calcio italiano. Noi stiamo rischiando di dilapidare dei patrimoni sportivi, di cultura, di tradizione. Pensiamo che cosa significa Juventus, che cosa significa Milan, che cosa significa Inter. Ecco, la Juventus è l'unica società forse che in Italia, avendo sempre comunque una proprietà riconducibile agli eredi della famiglia Agnelli, un quadro e un progetto di carattere non solo tecnico ma anche societario. E certamente la questione di Milan e Inter è una questione aperta, ed è una questione, e se i Milan e Inter sono in queste condizioni, a cascata pensiamo come sono le altre. Adesso forse il Napoli con De Laurentiis qualcosa riesce a mantenere, pallotta Roma, ecco, però abbiamo anche il caso Parma, e il Parma era una squadra che negli anni 90 era leader in Europa, che rischia di ripartire dai dilettanti. Ecco, il quadro complessivo del calcio italiano è piuttosto desolante, e non si vede all'orizzonte, non si vedono all'orizzonte dirigenti, e anche i dirigenti che tu hai citato delle grandi squadre come Galliani, forse il loro tempo l'hanno fatto, in grado di poter assumere una direzione manageriale, di prospettiva, politica sportiva, eccetera, in grado di poter competere con le corazzate europee, che peraltro corazzate a volte loro stesse coi piedi d'argilla, perché se poi noi andiamo a vedere i conti di squadre come fa eccezione forse il Bayern che ha una struttura societaria incredibile, ma Real Madrid e in parte lo stesso Barcellona, però è chiaro che loro sopperiscono con un bacino di utenza enorme e con un merchandising che noi non abbiamo, ecco, che ha dentellati in tutto il mondo. Sicuramente il sasso lanciato da Agnelli è un sasso che deve essere raccolto, ma non per la polemica di campanile come spesso accade, ma proprio per mettersi intorno al tavolo e dire che futuro ha il calcio italiano, al di là dei successi sul campo, nelle coppe europee, e quale credibilità noi potremmo avere da qui a 20 anni per non retrocedere ancora di più nel ranking dell'efficienza del calcio mondiale. Perfetto, il nostro tempo è andato a esaurirsi. Ringraziamo Luca Rolandi, vice direttore di calcioparlando.com. Ciao Luca. Ciao, buona giornata a voi e buona domenica a tutti. Grazie. Da Graziano Campi un saluto, e da Calcio Parlando ci risentiamo lunedì prossimo. Arrivederci. Avete ascoltato Calcio Parlando.